generale, con tutti i documenti che mi nego mandato, con ricevuto dai lettori dal 2013, ma lo Stato italiano non ha mai risposto, vuol dire che il consenso ha senso. Maurizio Mescalchin da 10 anni è un evasore totale, non paga nessuna tassa, neanche il canone RAI, getta via le cartelle esattoriali, eppure lo Stato non gli ha potuto neanche pignorare la casa, pare per assenza di documenti che ne attestino il possesso. Le tasse le paghiamo, le tasse si devono pagare al proprio Stato di riferimento. Ma quindi a chi pagate le tasse? Noi le paghiamo all'autorità veneta. Che? L'autorità veneta sede a Losanna ed è l'autorità che rappresenta i veneti che pagano le tasse del loro Stato. Ruggero Peretti, come Maurizio, è un indipendentista veneto. Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto da lui fondato conta 10.000 iscritti. IMU, Tasi, Tarsi, bollo auto, IVA, canone RAI. Anche lui da 4 anni non paga nulla. Quindi quando arrivano le cartelle esattoriali da pagare cosa succede? A noi rigettiamo in base al diritto internazionale, diritto nazionale, perché anche il diritto nazionale ci sono delle leggi che ti permettono di non pagare. L'Agenzia delle Entrate loro fanno il loro lavoro e noi facciamo il nostro. Lo Stato italiano ci vuole chiedere IVA per il 25%, vi rendete conto cosa stanno facendo questi? Come cita anche l'articolo 53 della Costituzione italiana, che dice che ogni singolo deve pagare le tasse in base alla sua disponibilità economica, e noi applichiamo questo criterio mediamente a un 10%. Per queste scelte, Ruggero ed altre 18 persone sono indagate dalla Procura di Vicenza per istigazione all'evasione fiscale, eppure nessuno gli ha pignorato mai nulla, nonostante viva in una casa di proprietà. Quante cartelle esattoriali gli saranno arrivate, per che ammontare? Ma questo non lo posso dire perché è top secret, no? Dati della nazione veneta, quindi all'Italia vi faccio tanti auguri, però noi le cose nostre ce le teniamo a casa nostra, perché per le altre cose mi occupo di diritto bancario e tributario, quindi ho la conoscenza della materia. Già, perché Ruggero lavora anche, fa il libero professionista, ha una partita IVA ed emette fattura, e ha anche dei risparmi che sa bene come investire. Noi ci affidiamo alle criptovalute, non abbiamo conti correnti e utilizziamo le criptovalute per fare qualsiasi tipo di pagamento, qualsiasi spostamento, perché non è tracciabile dalle banche.